state rovinando lo sport che tanto amiamo. Mi state rovinando veramente la mia passione. Io ora parleremo della partita, ma io voglio partire dal principio. Questa partita non andava giocata. Non andava giocata, ma come non andava giocata tutta la Serie A? Stiamo in una situazione vergognosa. Ma poi che cazzo mi significa? 4 partite rinviate e il resto no. Ora vedrete anche domenica. Stiamo in una situazione paradossale. Tutto per un cazzo di business e state rovinando questo sport. E ricordatevi che senza noi tifosi tutto questo baracchino non va avanti. Non va avanti. Oggi neanche per le assenze, perché alla fine abbiamo messo anche una formazione più o meno guardabile, almeno qualcuno ce l'avevamo. Ma tanto per come arrivava il Napoli, ma come arrivava in generale la Serie A a questa partita, ve lo giuro, questo è stato Juve-Napoli meno ansioso della mia vita. Non dico che non me ne fregava un cazzo, ma per chi sa come mi vivo io questa partita, di solito sto non me ne frega niente, non mi è fregato niente della partita. E continueranno a fregarmene niente fino a quando il calcio sarà questo. Non me ne può fregare niente. Niente. Detto ciò, parliamo della partita. Un Napoli che per me, prima parte, ha fatto mezzo schifo. La Juve attacchicchiava neanche tanto. Il Napoli ripartiva, le azioni pericolose le abbiamo avute noi. Segniamo grande gol di Ciro Mertens. Poi ci spegniamo. Riniziamo a giocare quando? Quando prendiamo l'1-1. Poi arriviamo tipo all'85esimo che decidiamo di non giocare più. Non giocare più. Dopo il mezzo rigorino su Di Lorenzo non dato, non mi voglio esprimere perché dovrei vedere meglio i replay. Dopo quello lì, che non mi esprimo se c'era un no, non voglio venire, non voglio sentire qua sotto, boom, rigore, non rigore, non me ne frega niente. Boh, ma anche là abbiamo smesso di giocare. Dovevamo prendere gol per iniziare a giocare un pochettino. Per quanto riguarda vedere Insigne ora che gioca, sapete quanto ami il capitano? La maglia è del capitano, dietro c'ho scritto Insigne. Mi sembra quando ti lasci con la fidanzata e la rincontri per strada e ti viene quel sorrisino malinconico, ma non riesci a essere felice per averla rivista. Stai solo rosicando perché vi siete lasciati. Ecco, questo ora è Insigne e questo sarà da mo' fino a giugno. E mi dispiace perché io per il capitano vorrei solo provare gioia e bestemmiare di contro quando tira da 50 metri. E invece ho questi sentimenti così. Gulam purtroppo è un ex giocatore di pallone. Gulam, io ti amo. Ciao ciao. Ex giocatore di pallone, non lo voglio vedere in campo. Ma perché non ce la fa proprio? Cioè, ma si vede che manca proprio fisicamente. Gulam non ce la fa, non è scarso, ma non ce la fa proprio. JJ mi è piaciuta come partita. Bello il gol di Chiesa, fortunoso. Nene. Pure lì chi mi dirà il fallo a iniziazione, per me non c'era né il fallo per il Napoli né quello per la Juventus sul gol del Napoli. Ma io non riesco a commentare questa partita, ve lo giuro. Bella partita di Politano, mi è piaciuta a centrocampo anche, abbiamo detto bene. Demme l'ho visto più sul pezzo rispetto alle ultime apparizioni. Però mi sembra tutto inutile, cioè mi sembra veramente una farsa. Ditemi voi, mi stanno rovinando il calcio. Sono così incazzato, ve lo giuro. Proprio demoralizzato, sono demoralizzato. Fatemi sapere voi cosa pensate, io non so che dire, bello.